Salve, ma cosa hai in mano? Allora, io ho un bambino in cera che pare sia legato ad un miracolo che è stato fatto per un bambino di 11. Questo bambino viene solitamente portato proprio per chiedere la grazia o per ringraziare San Calogero. Ecco, entriamo dentro, abbiamo tanti altri ex voto. Allora, abbiamo ex voto legati alle parti anatomiche del corpo, vediamo le gambe di adulto, ginocchio, a partire del ginocchio, la scapola, del ginocchio alla scapola, e poi abbiamo qui invece parti legate sia al bambino che agli adulti. Vediamo il busto, le gambe, le teste, sia di adulti che di ragazzi. Queste sono le parti dei bambini, le gambe, le mani, le braccia, le parti dei piedi dell'uomo, e poi abbiamo le parti anatomiche legate al cuore, l'intestino, lo stomaco, tutto quello che riguarda proprio l'interno del corpo umano. Qui a San Salvatore di Fitalia c'è anche un museo. Sì, il Museo delle Tradizioni Religiose, aperto tutto l'anno, dove è possibile visitare sia per conoscere la storia di San Salvatore di Fitalia, ma lì abbiamo esposti anche dei vecchi pezzi di cera, quelli che erano stati fatti proprio prima che venissero realizzati questi, che tutto l'anno è possibile vedere. Grande fede per San Calogero. Sì, grande fede, giorno atteso da tutti i salvatorani e pure altri pellegrini, però San Salvatore aspetta il 20 agosto per la festa di San Calogero, per onorare il nostro santo, traumaturgo, aspettiamo sempre. La nostra vera festa, San Salvatore d'Italia, è San Calogero. Viva San Calogero! Grazie. Prego.